le retine. Volevo fare un bel video, ciglia nuove, tutte pettinate, senza robe paradrio, scarpie coi ragnetti che ormai c'è l'allevamento. Avete anche voi mani screpolate? Avete paura di uscire? Punto, ma anche perché c'è il freddo, l'umidità polesana che vi si entra nelle vene, nel sangue, vi gela le ossa, ma soprattutto la pelle vi ci screpola. Quindi adesso che non vado neanche a farmi più le unghie perché bisogna essere un po' minimal, decluttering, tra poco non uso più la carta igienica, mi pulisco direttamente con le foglie di bambù. Questa marca, la Roche-Posay, io usavo il Cicaplast per after tattoo, per i tatuaggi, che me l'ha consigliato la mia tatuatrice Laura, a che uso ancora il Cicaplast. Ieri in farmacia ho trovato questa bellissima offerta della crema mani di Le Roche-Posay, che basta poca perché mi viene da dire una cosa brutta ma non la voglio dire, voglio autocensurarmi, ne basta poca. È stata da primavera. Senti, perfino gli uccellini. Vedo già il tramonto alle 5:30. Ah, che bello, le giornate si allungano. Ah, un'ape mi punge, maledetta. Ho fatto del male alle api. Roche-Posay. È a 3 anni che spendo miliardi con le tue creme. E ve le consiglio. Cioè, questa non è ADV. Prendetevi una crema, una è buona. La Roche-Posay number one. O come si dice uno in francese? Sacranon. Basta, è finito il video. Ma se sto qua, tutte mai in petto,